Mercoledì 27 gennaio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. Oggi parleremo, dopo le contestazioni all'inaugurazione dell'anno giudiziario, della situazione della criminalità organizzata a Catania. I preparativi per la festa della patrona della nostra città, Catania, Sant'Agata, poi uno spettacolo che da stasera a Catania ricorderà la Shoah e quindi oggi in questa giornata della memoria. E poi ancora la politica energetica in Sicilia. Intanto, per quanto riguarda la cronaca, ultima ora un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia per 2 tentate rapine aggravate e lesioni personali commesse nel settembre del 24. In questo video vedete l'uomo, avete visto un attimo fa, eccolo qua, che cerca di strappare la borsa a una donna mentre attraversa in pieno centro cittadino, statolandola per la maglietta. Nello stesso giorno, a distanza di poche ore, quest'uomo si è reso protagonista di un analogo episodio cercando di scippare un'altra passante. Vedete? Attenzione, attenzione, niente, poi l'immagine si perde. Torniamo in studio. Nuova tragedia in mare, purtroppo a 58 miglia da Lampedusa. Sono almeno 3 le vittime del naufragio di un barchino carico di migranti. Altri 3 risultano dispersi e una motovedetta italiana ha raccolto superstiti e cadaveri, e fra le vittime ci sono anche 2 bambini. Vediamo. Migliorano le condizioni del tempo e del mare. Con l'arrivo di un paio di giorni di sole riprendono anche i viaggi della speranza, anche se proprio il mare non lo consentirebbe del tutto, soprattutto con i barchini usati da questi migranti. E con i viaggi riprendono anche le tragedie. Un naufragio è avvenuto in area SAR maltese, a 58 miglia dalla costa di Lampedusa, ed è costato la vita ad almeno 3 persone, fra cui 2 bambini, mentre altre 3 sono ancora disperse. 15 salvati, ma 3 di questi in condizioni sanitarie preoccupanti. A raccogliere i naufraghi è stata la nave della ONG Sea Punk. I superstiti ed i cadaveri, tra cui 2 bambini, sono stati poi trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera, mentre i 3 migranti in condizioni critiche è scattata l'evacuazione medica con un elicottero maltese. Sono nel complesso 4 i barchini intercettati invece oggi in acque italiane, per un totale di 189 arrivi. Intanto riprendono i trasferimenti verso il centro trattenimenti allestito dall'Italia in Albania. Sono 49 i migranti imbarcati sulla nave Cassiopea e destinati proprio in Albania, mentre altri 53 hanno consegnato il passaporto facendosi identificare compiutamente per evitare proprio il trasferimento verso il paese con cui l'Italia ha stretto accordi. Quella di ieri è stata una domenica nera. Sull'Etna sono morti un escursionista di 17 anni e una sessantenne. È incidente anche a una ragazza di 16 anni che è caduta rovinosamente con il suo slittino. Difficili soccorsi a causa del maltempo e del terreno impervio. Ecco le immagini. Bilancio pesantissimo per una domenica di escursioni sull'Etna. 2 persone sono morte, si tratta di un ragazzo di 17 anni e di un uomo di 60 anni. Entrambi si trovavano sulle sommità del vulcano. Il sessantenne è deceduto dopo essere stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dalla zona del rifugio Citelli. Si trovava a 2700 metri nei pressi dell'osservatorio di Neri. Il ragazzo di 17 anni si trovava nei pressi della Valle del Bove quando è precipitato per circa 100 metri in un'area denominata Schiena dell'Asino in territorio di Zafferana e Ternea. L'incidente lo ha coinvolto mentre si trovava con un altro escursionista interno a percorrere il sentiero che si snoda sul vulcano ad un'altitudine compresa tra i 1800 e i 2000 metri sul livello del mare, fino ad arrivare a degli strapiombi rocciosi. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere scivolato lungo una scarpata caratterizzata da una notevole pendenza. Non si esclude che la causa sia stata il cedimento di un tratto innevato. Recuperato con l'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un verricello e l'elicottero Drago, il 17enne catanese è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato intubato e con manovre rianimatori in corso per un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed è deceduto poche ore dopo. In un altro incidente, poco prima, una 16enne messinese era stata ricoverata al Trauma Center dopo una rovinosa caduta con lo slittino. Sul posto anche militari della Guardia di Finanza, della Forestale e personale del 118. Le condizioni meteo e il terreno impervio hanno reso particolarmente difficili i soccorsi. Su queste tragedie sull'Etna e nel Mediterraneo vediamo cosa dicono i giornali con Luca Ciliberti.
Sì Michele, allora la notizia dell'Etna ovviamente conquista la prima pagina della Sicilia, Catania, la notizia in taglio alto sull'Etna, morti escursionisti di 17 e 60 anni, un sedicenne cade allo slittino e batte la testa, quindi la domenica nera sul vulcano. Sono stati tanti incidenti, ovviamente oltre i 2 morti e i feriti più gravi. Di questa notizia il giornale dà conto all'interno della pagina con un racconto dettagliato di quanto è successo. Ci troviamo nella Valle del Bove e quindi nella zona poi del rifugio Sapienza, nei 2 incidenti, 2 diversi incidenti, quindi non erano insieme. Stessa notizia viene riportata dalla Gazzetta del Sud, eccolo qua, tragica domenica sull'Etna, morti 2 escursionisti, in codice rosso anche una sedicenne messinese scivolata dallo slittino, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. In una zona vicina è avvenuto l'incidente che ha visto coinvolta appunto la messinese nella Valle del Bove, il primo, dove sono morti i 2, nell'altra parte del vulcano vicino quest'altro incidente. E invece sui migranti, eccolo qua il titolo alla pagina all'interno della Sicilia: naufragio in zona SAR maltese, morti 2 bambini salvati in 15. Questo è quello che ovviamente abbiamo sentito anche nel servizio andato in onda di Maglio Viola, diciamo il racconto della cronaca. Però è importante il tema dei migranti, perché stanotte i migranti a bordo della Cassiopea sbarcano e andranno verso l'Albania, quindi riparte il trasferimento, ci riprova il governo con il trasferimento dei migranti in Albania, e questa notizia viene ovviamente evidenziata sui principali quotidiani. Questo è il Corriere della Sera: riparte l'operazione Albania, 49 migranti verso Jader, è il terzo viaggio dopo il flop dei primi 2, ieri 2 bambini, lo riporta anche il Corriere, morti nel naufragio. Stessa storia raccontata anche sulla Stampa: 49 migranti diretti in Albania, dal governo una nuova sfida ai giudici. Prego Michele. Torniamo a Catania, allo stupro di Villa Bellini, e con la testimonianza di Angelo, il fidanzato della ragazzina tredicenne violentata da 7 giovani egiziani. Sentiamo il suo drammatico racconto, che è andato in onda sul Punto. Forse la prima volta in cui sentivo veramente uno di quei dolori, che proprio io messo lì come un deficiente, mentre c'era lei che stava subendo quella roba e non potendola aiutare. L'impotenza di agire, il dolore nel dolore, mentre la sua fidanzata viene stuprata da 2 ragazzi, lui bloccato da altri 5 per impedirgli di salvarla. L'atrocità della violenza alla Villa Bellini, dove un anno fa, era il 30 gennaio, una ragazzina di soli 13 anni veniva violentata da un branco di giovani di origine egiziana, raccontato dalle parole di Angelo, all'epoca 17enne, protagonista e vittima anche lui di quell'atroce episodio. Il Punto, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Telecolor, diventa ancora una volta finestra attenta sull'attualità, con la voce tremante l'orrore di quel ricordo che ha segnato per sempre la vita di questi 2 ragazzi. Angelo ha raccontato, accompagnato dall'avvocato Eleonora Baratta, quei minuti interminabili, la sua fidanzata violentata dentro i bagni pubblici e lui lì fuori immobilizzato. All'inizio è entrato uno, poi è entrato un altro, nel mentre c'erano altri ragazzi che mi stavano tenendo a me. Dandomi pugni, calci, morsi. Non solo l'orrore dell'episodio, ma anche subito dopo la violenza delle parole, della cattiveria che serpeggia tra i banchi di scuola e tra gli amici che lo accusano di debolezza, di non averla aiutata. Hanno iniziato a colpevolizzarmi dicendomi tipo potevi fare però di meglio, potevi aiutarla un po' di più, se c'ero io potevo fare qualcosa, dicendomi praticamente che sono debole. Urlandomi anche per i corridoi, ma guarda, i 7 egiziani. Adesso Angelo sta cercando di andare avanti, finito il rapporto con la ragazzina dell'epoca, ha una nuova fidanzata e oggi è felice. Mentre per gli egiziani, ognuno con diverse responsabilità nell'episodio, c'è un processo in corso. Adesso cambiamo completamente argomento, siamo al calcio. Il Catania respira, torna al successo e si riconcilia con il pubblico. Al Massimino i rossazzurri battono 3-1 il Giuliano.
Il Catania conquista con il Giuliano la prima vittoria del 2025, rossazzurri in vantaggio 2-0 prima del quarto d'ora, poi il solito golletto evitabile subito e qualche patema, ma i 3 punti arrivano grazie ad un ottimo finale e a una prestazione tutto sommato convincente con ritorni importanti, quello in campo di Di Tacchio e quello fra i protagonisti di Guglielmotti. In avvio è solo Catania, inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda alto di testa, poi entra in scena Guglielmotti appunto, ben servito da Jimenez, il numero 44 si inserisce nello spazio e mette in rete il pallone dell'1-0. Siamo all'8°, passano 5 minuti e l'esterno si ripete, si incuna in area dopo un tocco di inglese e raddoppia, 2 reti in 300 secondi e gioia per il giocatore che non segnava dall'ottobre scorso. Il Catania avrebbe anche la chance del 3-0 ma Montalto sciupa. E allora, come spesso succede nel calcio, ecco il ritorno dei campani. Prima occasione e subito gol con Del Sole ben servito dalla sinistra da Valdesi, rivedibili le marcature. Il secondo tempo si apre ancora con 2 chance per il Giuliano. Quaini è chiamato ad un importante salvataggio sul tiro di Del Sole. Poi Padula fallisce una favorevolissima occasione. L'attaccante solo all'altezza del dischetto dopo un rimpallo manda alto. È il momento più difficile, ma il Catania torna avanti. Sturaro va a dar manforte al centrocampo, ma deve uscire quasi subito per un problema fisico. Inglese dimostra tutta la sua classe con un tiro dalla media distanza che si stampa sulla traversa. Poi arriva il momento di Lunetta. Jimenez pennella da destra, colpo di testa del numero 23 con Russo che rimanda in campo, ma quando il pallone aveva già superato la linea di porta, 3-1. Il Catania non soffre più, sfiora un'altra rete con Inglese e porta a casa la vittoria. Adesso, l'ultima settimana di mercato, la palla passa alla dirigenza, servono gli innesti per provare a dare una svolta alla stagione. A te Luca con i quotidiani sulla vittoria del Catania. Sul Catania ovviamente c'è un ampio approfondimento sul quotidiano La Sicilia, eccole qua le foto, vediamo le foto dei calciatori e leggiamo i titoli. La partita, come abbiamo sentito, è finita 3-1, 3 gol, bel gioco e vittoria, e i rossazzurri festeggiano il primo successo dell'anno. L'ora di pranzo porta bene evidentemente alla squadra di Toscano che ritrova entusiasmo e affonda il Giuliano con una doppietta firmata da Guglielmotti, il timbro finale di Lunetta. Questo è il racconto della partita all'interno della pagina. Il Catania lo vediamo per curiosità, che vediamo dove è messo in classifica, così insomma cerchiamo di capire se c'è futuro. Eccolo qua in zona, come dire, medio-alta classifica a 7 punti, no, 12 punti di distanza dal vertice, quindi insomma ancora lontana alla testa della classifica. Si giocherà poi la prossima settimana, si giocherà il 2 febbraio alle 15, quindi a ridosso della festa di Sant'Agata, contro il Cerignola. Questo per quanto riguarda il campionato. Poi ci sono ovviamente i commenti, l'allenatore soddisfatto, finalmente l'atteggiamento giusto, gruppo unito, c'è lo spirito che voglio. Preferisco evidenziare l'utilità dei miei calciatori che hanno ricoperto più ruoli, hanno fatto bene, tutti hanno dato un grande contributo. Questo è l'allenatore del Catania sulla Sicilia. Prego Michele. Bene, e noi suggeriamo di proseguire okay. Allora, continuiamo la rassegna stampa. Allora, torniamo a leggere le altre notizie, le notizie di prima pagina. Vedete, il Catania è qui messo in questo riquadro, il racconto che abbiamo appena fatto. La Sicilia però, come abbiamo visto, diciamo, mette in taglio alto questa notizia della cronaca sull'Etna che abbiamo visto poc'anzi. Un'altra notizia che è più che altro una notizia di curiosità legata alla siccità. Guardate cosa succede per diciamo, sorvegliare l'acqua. Le sentinelle dell'acqua sono gli agricoltori volontari sui monti sicani per evitare gli sprechi. Oggi però è la giornata della memoria. 80 anni fa veniva liberato il campo di Auschwitz e quindi il mondo si ferma ad Auschwitz. Giornata della memoria, Mattarella con leader e teste coronate, in Italia scontri e polemiche. Importante, ovviamente la ritroveremo anche ovviamente su tutti i quotidiani, il ricordo della giornata della memoria. I migranti, come abbiamo visto, naufragi in acque sarde, 2 bimbi annegati, e poi lo scontro tra magistrati, giustizia, la riforma, insomma la ANM, Associazione Nazionale Magistrati a muso duro, attacca Nordio sulla liberazione di Al-Masri, e poi le minacce ai magistrati che a Milano indagano su Super Cosa Nostra. Quest'altra storia
insomma dai contorni poco chiari, però l'apertura ovviamente, e non è solo l'apertura della Sicilia, è dedicata a questo ragazzo, Jannik Sinner, che è troppo forte, come dice la Sicilia, perché si conferma il re degli Australian Open e diventa il primo azzurro a trionfare in 3 slam, quindi l'Italia in delirio per lui. Ieri si sono fermati tutti, anche questa è una partita del mattino, tutti hanno visto, tutta Italia ha visto la partita di Jannik Sinner. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Entriamo dentro il giornale, vediamo questa notizia abbastanza curiosa: le sentinelle dell'acqua, che diciamo ci hanno così incuriosito in qualche modo. Agricoltori, volontari e agrigentini si sono messi alla ricerca degli sprechi idrici. Qui c'è una foto. Siccome sappiamo che diciamo, la nostra rete idrica non è eccellente, allora sono gli stessi agricoltori che per salvare dighe e fiumi sui monti sicani si sono messi a fare le sentinelle dell'acqua. Interessante, diciamo, questo racconto appunto che viene dai territori tra Agrigento e Palermo. Restiamo sempre sulla Sicilia di Catania, perché andiamo a vedere il tomo di Catania, quello che riguarda appunto la città. C'è una storia diciamo, che ha un retroscena sociale. Questa è la storia di un figlio conteso tra 2 genitori divorziati. Il curatore del divorzio ha ascoltato il bambino e nel 30 ci sarà l'udienza per il collocamento. Diciamo, la leggiamo nell'attacco del pezzo. La notizia è quella che il bambino torna a scuola. Il bambino conteso dai genitori è diventato famoso dopo essere fuggito dalle lezioni i primi di dicembre e adesso ritrova un piccolo momento di normalità nella sua vita di ragazzino di 10 anni. Il bambino deve scegliere se stare con mamma o con papà, infatti i genitori sono separati. Dopo la fuga da scuola, Carlo è andato a vivere dalla madre, che ha chiesto ai giudici di poter lasciare il figlio con lei. Quindi questa storia. Ma la storia messa in basso, che ci colpisce di più, perché l'abbiamo raccontato in tutti i modi, è questa, caro Michele, guarda qua. Via Gualandi, che è la zona dell'esplosione, diciamo dove si è verificata l'esplosione martedì scorso, l'ira degli sfollati alla playa. Perché? Che cosa succede? Anziani, disabili e bambini, anche di pochi mesi, sono alcuni dei circa 100 cittadini rimasti senza un'abitazione dopo l'esplosione causata dalla fuga di gas il 21 gennaio. Tra di loro c'è chi ha perso tutto, ma altri sono disposti a tornare nelle vecchie abitazioni popolari e fare da soli i lavori per risistemarle. E attenzione, la denuncia è importante, guardate cosa dicono questi qua. C'è chi promette battaglie, dice fermeremo anche Sant'Agata in cattedrale se serve, quindi insomma si riscalda il clima diciamo a pochi giorni dall'inizio della festa della città. E noi lo vediamo questo approfondimento in pagina, perché è questo: sfollati di via Gualandi, 32 famiglie a mare, rivogliamo le nostre case e la nostra vita. C'è una lettera che vi riportiamo, l'articolo è curato dal collega Alejandro Perrotta, che è andato qui in questa zona diciamo di mare dove vengono ospitati queste famiglie. Però guardate qua la lettera che denuncia in qualche modo una disparità di trattamento. In una zona nobile i residenti avrebbero avuto più attenzioni, migliaia di famiglie come la mia senza gas, sul ripristino solo risposte nebulose, e perché ancora anche chi è a casa propria rimane senza gas e abbiamo sentito che serviranno almeno 2 settimane per ripristinare il servizio. Quindi una notizia, diciamo una storia abbastanza ingarbugliata, o meglio che si ingarbuglia sempre di più. Cambiamo quotidiano, il giornale Sicilia, migranti, si ritorna in Albania, e questa è l'apertura appunto del giornale Sicilia, il giornale regionale con sede a Palermo. Il governo tenta per la terza volta di far ripartire l'accordo sottoscritto un anno fa dai premier, ma in mare si continua a morire, recuperati i corpi di 2 bambini al largo di Lampedusa. Tutto lo sport al centropagina, il Palermo che perde per 2-1 contro la Reggiana, arriva un'altra batosta, di Sinner abbiamo già parlato, il Trapani invece rimane in 10 e la Juve Next Gen vince 2-0, quindi non è una domenica felice per le squadre della parte occidentale della Sicilia. Tante notizie di cronaca, minaccia al procuratore Viola, la scorta rafforzata e oggi c'è l'assemblea, abbiamo la telenovela PD, l'abbiamo raccontata tante volte, oggi l'assemblea per decidere sulle primarie e il PD si conterà, qualcuno chiede la testa del segretario Barbagallo, e Barbagallo in cerca di 161 voti per far passare il no ai gazebo. Questo è il giornale Sicilia, abbiamo il tempo per vedere la Gazzetta del Sud.
sull'anno giudiziario, sugli approfondimenti dell'anno giudiziario, il giornale prende spunto, diciamo, dalle relazioni e evidenzia questa nota che a Messina droga e armi sono abbastanza diffuse tra i minori. Emerge una grave emergenza sociale dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello Luigi Lombardo, ha aumentato del 67% il numero dei reati legati alle sostanze stupefacenti. E poi tutte le notizie delle quali abbiamo già parlato, con Sinner che diventa imbattibile, lo vedremo poi con la cronaca dei giornali nazionali. Però guarda questa fotina, Michele, perché in tanti hanno evidenziato l'umanità di questo campione che mentre festeggia il suo grande successo cosa fa? Va a abbracciare l'avversario e lo consola. È veramente un grande campione anche dal punto di vista umano, questo giovane campionissimo. Allora, per quanto riguarda il nuovo anno giudiziario, anche noi tra poco parleremo della situazione della criminalità a Catania col procuratore aggiunto del Tribunale, Ignazio Fonso. Ma prima però andiamo a vedere un po' la situazione del traffico per voi che state per uscire di casa. Abbiamo da Siracusa il commissario capo Giuffrida, dottor Giuffrida. Buongiorno e benvenuto a Buongiorno Sicilia. Come vanno le cose? Buongiorno a lei direttore e a tutti i telespettatori. Al momento la settimana non è iniziata nelle migliori dei modi. Abbiamo un problemino, una criticità sull'A19 che dopo lo svincolo di Catenanova, a causa di un sinistro stradale che si è verificato proprio dove c'è il doppio senso, vi è la formazione di code e quindi di rallentamenti. Sul posto del nostro personale, le nostre pattuglie con i mezzi di soccorso. Quindi per chi dovesse percorrere quel tratto di strada chiediamo la massima attenzione e di portare pazienza, perché comunque vi è la formazione appunto di code. Sempre sulla A19 persiste anche persiste questa la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, mentre sulla Siracusa Modica abbiamo il problema tra il tratto dallo svincolo di Avola e quello di Cassibile in direzione nord, per la chiusura appunto di questo tratto di strada che permette appunto ai conducenti di svincolare ad Avola per poi riprendere l'autostrada dallo svincolo di Cassibile, percorrendo la SS 115. Per il resto non segnaliamo particolari criticità nelle altre arterie stradali, la consueta coda giornaliera sulla tangenziale di Catania. Quindi chiediamo a tutti i conducenti che dovessero percorrere appunto le arterie stradali di prestare la massima attenzione, di non distrarsi alla guida e soprattutto in presenza di cantieri di prestare attenzione appunto alla presenza di personale che è lì appunto per lavorare. Ricordiamo di nuovo appunto massima attenzione sulla 19 perché a causa appunto dell'incidente vi è la formazione particolarmente di code. Quindi dal compartimento Polizia Stradale è tutto, vi auguriamo buona giornata e buona strada. Grazie, buon lavoro a voi, dottor Giuffrida, commissario capo della Polizia Stradale di Siracusa. Breve pausa, tra poco la rassegna stampa con Luca Ciliberti dei quotidiani nazionali e poi i nostri ospiti. Buongiorno Sicilia, state con noi. Buongiorno Sicilia, andiamo in diretta al Tondo Gioedi per vedere un po' qual è la situazione del traffico. È quella consueta, il traffico è intenso naturalmente, ma diciamo scorrevole tutto sommato. Un po' giocano i semafori pedonali, un po' le deviazioni verso via Etnea sulla sinistra e gli arrivi da invece fuori Catania sulla destra, però come vedete è intenso, ma come si dice scorre. Allora Luca, a te per la rassegna stampa nazionale. Partiamo subito con il principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera. L'apertura è dedicata al caos in Libano, dal Corriere della Sera, con scontri e morti a sud di Beirut e poi la massa di profughi che si muove verso la striscia, si muove nella striscia appunto verso sud. Il caos in Libano è il titolo, il piano di Trump per svuotare Gaza. Adesso c'è anche il
il Presidente degli Stati Uniti. Il no di Egitto e Giordania al leader degli Stati Uniti. Insomma, questi profughi vogliono in qualche modo uscire. Il piano di Trump per ripulire la striscia di Gaza e chiedere all'Egitto e Giordania di ospitare più palestinesi. L'idea scatena le proteste e intanto a Beirut si spara per la mancata liberazione di Arbel Yehud. Israele blocca il rientro dei palestinesi. In realtà poi nelle ultime ore i giornali non lo riportano, ma è una notizia successiva alla chiusura dei giornali. Sembra che si sia trovato un accordo e giovedì dovrebbe esserci appunto la liberazione di questa cittadina israeliana. Poi vedete anche qui vertice Meloni Bin Salman, il vertice, il tè nel deserto, non l'hanno chiamato tutti, vertice in tenda con il principe saudita a Riyadh, però questo accordo, questo vertice ha portato accordi per 10 miliardi di euro tra appunto finanziatori sauditi e aziende italiane anche partecipate. Ci sono tante aziende, nomi ovviamente tra i nomi più importanti. Questo è. Poi abbiamo visto la foto di Sinner che vince, alza la coppa e consola l'avversario. Sinner il trionfo e l'abbraccio, e un po' la ritroveremo su tutti i quotidiani. E poi Auschwitz, 80 anni fa, l'orrore e la memoria, anche Mattarella alle celebrazioni. Questo è il Corriere della Sera. La Repubblica invece punta molto sul patto con l'Arabia, il patto della Meloni, a Jeddah, vertice in tenda con il principe Bin Salman, accordi commerciali, avete visto, per 10 miliardi di euro, posizioni all'attacco, l'azzardo del governo. In Albania si ritorna sulla questione migranti, 49 migranti prima del verdetto della Corte europea, e poi il naufragio a Lampedusa che ovviamente viene riportato in prima pagina. Ancora tutto nello stesso titolo, tra sommario, occhiello e appunto titolo principale. L'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, accusa Nordio al Masri e Libero per le inerzie di Nordio. Nuove accuse appunto dall'AIA. Sinner il più forte di tutti, anche qui riprende la prima pagina. Andiamo a vedere, vi faccio vedere due copertine della Stampa. È curioso, oggi quando si fa la doppia copertina vuol dire che c'è un evento importante. Noi ovviamente lo sappiamo, Michele lo diciamo e lo sottolineiamo anche per i nostri telespettatori. Questa è la copertina che la Stampa, la controcopertina, ecco, chiamiamola così, prima della copertina. La Stampa ovviamente punta sulla giornata della memoria. Le cose che non si dimenticano possono tornare, perché il ricordo ci sopravviverà. Questa è la copertina del giornale. Questa è la prima pagina invece, dove la Stampa punta sull'idea di Trump che vuole ripulire Gaza, i palestinesi adesso in Giordania. Curioso la notizia, anche questo è un ricordo in qualche modo, seppur ovviamente di altra natura e certamente più leggero. 30 anni fa nasceva a Fiuggi l'Alleanza Nazionale, dalle ceneri del Movimento Sociale Italiano. Fini senza Fiuggi, Giorgia non sarebbe a Palazzo Chigi, Mussolini non mi è piaciuto, quindi a 30 anni la chiamarono allora la svolta di Fiuggi, per i politologi. La forza della natura invece è Sinner, eccolo qua, mentre di spalla lo scontro continuo tra Toga e Nordio, al-Masri liberato dall'inerzia del ministro. Andiamo ancora a vedere altri quotidiani, vediamo i quotidiani politici, così vediamo come affrontano queste notizie delle ultime ore. Migranti in Albania, questo è il giornale quotidiano di centrodestra. La svolta del governo, dopo 60 giorni di stop, la nave Cassiopea diretta verso lo spot con a bordo 49 persone. La crociata della sinistra contro la polizia, questo è gli attacchi letti in maniera strumentale. E poi da Fincantieri a Snam, Meloni vede Bin Salman, accordi per 10 miliardi, lo abbiamo già visto. Il giorno della memoria, cresce l'odio, adesso mai più possono dirlo solo gli ebrei. L'ho scritto oggi, l'articolo è firmato da Fiamma Nierenstein. E poi l'editoriale
quello di cui parlavamo prima, Fiuggi 30 anni fa nasceva il presente, perché insomma ci sono molti parallelismi tra la destra di allora e la destra di oggi, quella rappresentata da Giorgia Meloni. Mezzo mondo rosica per l'Italia che vince, non le manda a dire Libero. Poi queste copertine sono sempre queste prime pagine sono sempre quelle più divertenti, no? Quelle che prendono posizioni più diciamo esplicite. Allora Libero è una di quelle che non le manda mai a dire. Mezzo mondo rosica per l'Italia che vince. Chi è l'Italia che vince? Giorgia Meloni, secondo Libero, e Yannick Sinner, un accostamento quantomeno audace ecco. E quindi vincono tra l'altro dall'altro lato del mondo, no? Una in Arabia secondo il giornale, l'altra in Australia, quindi vedete insomma i contratti per 10 miliardi e poi Roma-Washington, la telefonata Tajani-Rubio, la nostra alleanza è forte. Migranti in Albania, ripartono le navi. Questo è Libero. Andiamo a vedere La Verità, che punta sulla questione della giustizia, quindi ne parlerai più tardi anche con il tuo ospite Michele. I magistrati contro la riforma di Nordio sono solo una minoranza chiassosa, a sventolare la carta è stata una piccola fazione organizzata. La verità è che tra toghe e giuristi i giudizi sulla separazione delle carriere sono per lo più positivi e infatti chi protesta cade in contraddizione come sui troppi poteri o su troppo pochi. Vedi, questo ognuno poi la legge a modo proprio. Tra poco qui ci sarà il procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Ignazio Fonso, sentiremo anche la sua opinione. Vai. Andiamo a vedere invece, eccolo qua, Il Tempo, anche questo è un quotidiano diciamo che in qualche modo è audace nelle proprie prime pagine, soprattutto da quando ha cambiato direttore con Tommaso Cerno. E la Schindler List cosa diventa? La Schindler List, la rottura fra ebrei e sinistra nel giorno della memoria, la comunità non partecipa ai cortei dell'Ampi e l'Itace, gelo del Nazareno, la Segre, sono pessimista. Quindi vedete un racconto in qualche modo dal risvolto politico legato alla giornata della memoria. E la foto, questo è uno dei pochi giornali che mette la foto in prima pagina del Giorgia Meloni a Riyadh. Questo appunto era Il Tempo. Andiamo a vedere giornali di alta natura politica. Il Fatto Quotidiano, che molto spesso diciamo, si occupa della questione giustizia, anzi è proprio nelle corde del giornale. La giustizia, organici a meno 20-30%, ma Nordio bombarda i giudici. Il ministro viene definito dal giornale vicino al Movimento 5 Stelle incapace perché ignora i suoi doveri e ammette niente soldi per le vittime. E questo è Nordio messo qua. Poi ci sono tutti gli approfondimenti, ovviamente parla anche Antonio Di Pietro: quando mi tolsi la toga l'errore fu fare il politico, insomma l'ho detto già diverse volte. Questo è il dubbio, visto che parliamo di giustizia, il giornale del mondo della giustizia, avvocati, giudici eccetera, avvocati, la trincea dei diritti, con questa prima pagina del lunedì che è sempre molto evocativa di qualcosa. Abbiamo forse il tempo per leggere l'ultimo quotidiano. L'ultimo quotidiano è questo, il Foglio. Il Foglio ha sempre una copertina fredda in qualche modo. Il lunedì si occupa della giornata della memoria, qui si protegge il futuro. A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, il giorno della memoria non è vissuto come una commemorazione del passato, ma come la promessa di migliorare domani. Viaggio a Auschwitz, non lo so pronunciare, però tra racconti e speranze, uno dei luoghi insomma della memoria, tra racconti e speranze, che il 7 ottobre e la guerra a Kiev hanno cambiato per sempre. E qui a Catania ci sarà una cerimonia in ricordo della giornata della memoria nella provincia della Cicatena. Noi più tardi avremo ospite il regista di uno spettacolo importante che ci sarà di scena, che debutterà di scena proprio a Catania su questo argomento. Adesso però diamo un'occhiata al tempo e poi ci ritroviamo con il primo ospite, il procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Fonso. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto perturbato al nord Italia e sul medio-alto versante tirrenico per l'avvio della nuova settimana, per il passaggio di una nuova perturbazione con della neve sulle Alpi fino a quote medio-alte. In dettaglio in Sicilia sono attese condizioni di bel tempo, a condizioni anche di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi.
Il clima sarà nel complesso mite, con valori massimi oltre la media e che saranno compresi tra i 18 e i 21 gradi. Diamo uno sguardo anche alla situazione attesa per la giornata di martedì, che vedrà la possibilità di qualche rovescio a carattere sparso. I venti a tratti saranno ancora moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature massime, il contesto sarà ancora una volta piacevole, con valori localmente fino ai 23 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Di nuovo in diretta, il primo ospite di oggi è il dottor Ignazio Afonso, procuratore aggiunto del Tribunale di Catania. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, prima di parlare dell'attualità, contestazioni, inaugurazione dell'anno giudiziario, polemiche sulla liberazione dal Mastri, le chiedo subito ciò che è stato rilevato per quanto riguarda la situazione nel catanese, e cioè, se non ho capito male, non c'è più soltanto la mafia Cosa Nostra nel fenomeno criminale catanese, vero? Beh, ci sono anche altre organizzazioni che hanno cercato di come dire, insinuarsi nel tessuto connettivo economico del nostro territorio, provando, come dire, a scalfire diciamo, quello che è stato il tratto storico delle organizzazioni che negli anni hanno svolto le loro attività criminali nel catanese, e quindi da un lato Cosa Nostra e dall'altro lato tutte le altre organizzazioni, Cappello, Laudani, Cursoti, che si sono spartiti affari e loschi nel corso degli anni. Ma Cosa Nostra rimane comunque egemone? Cosa Nostra rimane con la sua rappresentanza storica, il gruppo Santa Paola, e va sempre tenuta sotto osservazione. E poi ovviamente l'attività del nostro ufficio e delle forze dell'ordine sotto questo aspetto è particolarmente attenta. Ecco, Cosa Nostra attiva usando per fortuna, grazie al cielo, meno le armi da fuoco. Beh, questo è un fatto storico, quello che si è sempre sostenuto. È finito il periodo diciamo militare, chiamiamolo così, non ci sono più quei fenomeni che a cavallo tra gli anni 80 e 90 hanno caratterizzato anche la nostra provincia. Non bisogna dimenticare quando si andava e si viaggiava intorno ai 120-140 morti l'anno. 120-140. Questi numeri, grazie a Dio, principalmente al lavoro giudiziario e delle forze dell'ordine, si è sostanzialmente azzerato. Gli episodi, tra virgolette, di sangue omicidiari sono ridotti praticamente quasi a zero. Ciò non toglie che le altre attività caratteristiche delle organizzazioni criminali, in primis il traffico di sostanze stupefacenti, che è particolarmente redditizio, sono sempre attuali, e su queste va monitorata l'attenzione. Riflettiamo un attimo queste cose, voi le sapete a memoria, ma tanto per chiarirci le idee. Il traffico di droga viene fatto in collaborazione con l''ndrangheta, in rivalità con le altre? No, diciamo che i dati investigativi testimoniano che l''ndrangheta sostanzialmente come possiamo definirla in termini terra-terra, è una sorta di grande grossista. Ecco. L''ndrangheta ha un controllo notevolissimo del traffico di sostanze stupefacenti, e le organizzazioni criminali di altri territori si rivolgono ai calabresi per le forniture in una sorta di rapporto di joint venture, cioè gli 'ndranghetisti riescono a far arrivare, non è qui la sede per specifiche informazioni, ma in generale si può dire riescono a far arrivare nel territorio italiano notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, e poi le organizzazioni criminali campane, siciliane, pugliesi o anche quelle che stanno nel nord Italia si riforniscono presso i calabresi. Torniamo in Sicilia, dottore. Cosa Nostra, le mafie, come reinvestono poi questo? Qui sono quantità di denaro molto forti. C'è il mantenimento degli associati, c'è il riciclaggio in attività economiche che di facciata sono lecite, che possono, nel commercio, nella ristorazione, insomma in vari settori dove il denaro poi può produrre gli effetti sperati. E poi c'è questo fenomeno del pizzo, che è una cosa, come dire, da giudicare allarmante, perché le denunce sono molto poche.
E questo è un problema, come dire, atavico, oserei dire una forma mentis ancestrale, e si ha sempre l'idea di poter tenere i piedi in due scarpe. Da un lato tenersi buoni i malavitosi pagando, e dall'altro lato mantenendo i rapporti comunque normali con la società, definiamola come dire civile, o comunque la società ufficiale. Diciamo che mai come in questo caso, io dico sempre, vale la famosa massima evangelica: non si può servire contemporaneamente Dio e Mammona, e quindi bisognerebbe fare un salto di qualità da parte degli imprenditori, dei commercianti, e capire che definitivamente che il pizzo non paga. Ma cosa frena? Lei ha detto di voler giocare su utilizzare due scarpe. È la paura oppure la sfiducia? È una forma mentis. Forma mentis. A mio avviso è una forma mentis. Un'abitudine. È un fatto, oserei dire, culturale. Sì. Oserei dire culturale. C'è questa idea di non mettersi contro nessuno. No, non direi neanche che nemmeno rassegnazione. E dire mi tengo buoni un po' tutti, non si sa mai le cose della vita. Insomma, è un modus operandi procedenti che bisogna lavorarci molto per farlo scomparire. Perché comunque è molto diffuso, dottore. Sì, assolutamente. Assolutamente. Vogliamo arrivare alle attualità, alle polemiche dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, perché tutti questi argomenti sono stati affrontati anche a Catania nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma a fare, come a dominare, sono state le immagini che abbiamo trasmesso anche noi della scalinata di Palazzo di Giustizia con le bandiere, i tricolori, le coccarde, eccetera. Ecco, a che punto è il rapporto teso, diciamo, con il Ministero della Giustizia, in particolare il progetto di riforma e di separazione delle carriere? Allora, dobbiamo dire, mi deve dare qualche minuto, come no? Che è un problema che non è spuntato adesso, di separazione delle carriere, ahimè, lo dico, se ne parla da quando io sono entrato in magistratura, quindi oltre 35 anni fa. Caspita. E anche di più. Il tema cominciò a fare breccia quando si passò dal vecchio codice Rocco, e quindi dal codice inquisitorio, come si diceva allora, che però era stato demolito a furia di sentenze della Corte Costituzionale che avevano fatto diventare molto garantista, al codice Vassalli, che diventando e prendendo il modello accusatorio, secondo una parte del pensiero giuridico, non è culturale, riteneva che per garantire l'assoluta parità delle parti tra pubblico ministero e difesa occorresse separare il corpo dei pubblici ministeri da quello dei giudicanti per avere una maggiore efficienza. Se l'idea di fondo potrebbe anche essere corretta, il problema secondo me è posto nella maniera errata, perché si è sostenuto e si sostiene che con la separazione delle carriere si dovrebbe innanzitutto avere una maggiore efficienza del sistema e una maggiore celerità dei processi, e questo non c'entra nulla. La separazione non garantirebbe nulla sotto questo profilo, perché non è un aspetto processuale e non c'entra nulla. Dall'altro canto si dice che bisognerebbe separare le carriere per evitare il cosiddetto appiattimento dei giudicanti sulle posizioni dell'accusa. Quindi però, i tribunali sì, dicono, però il dato oggettivo è che non è così, perché l'ho scritto anche l'ho detto in altre occasioni, non è esattamente confermato che i giudici si conformino alle richieste del pubblico ministero, anzi esattamente il contrario, e si possono fare clamorosi esempi. L'ultimo che si può fare è quello, l'ho detto in altre occasioni, relativo al processo nei confronti del ministro Salvini. Se i giudici fossero stati appiattiti sulle posizioni del pubblico ministero, che aveva richiesto una condanna molto, molto pesante a 6 anni di reclusione per sequestro di persona, avrebbero condannato Salvini. Invece il ministro è stato assolto con la formula "il fatto non sussiste". Cioè significa che non c'era nessuna fattispecie di reato allora concreto. Qual è la vostra preoccupazione? La preoccupazione seria che è questa,
che con una riforma di questo tipo, che non garantisce, ripeto, né la celerità dei processi né altro, il pubblico ministero, contrariamente a quello che ha detto il ministro, che un po' polemicamente ha detto che il pubblico ministero in questo momento è un super poliziotto, in realtà adesso non è un super poliziotto, perché fino ad oggi noi recepiamo le notizie di reato da parte della polizia giudiziaria, le valutiamo, diamo veste giuridica e consideriamo. Anche perché abbiamo un obbligo processuale, c'è una norma del codice che lo prevede espressamente, dobbiamo acquisire elementi anche a favore dell'imputato. Perché? Perché il pubblico ministero è una parte pubblica, il pubblico ministero ha il dovere di perseguire, di raggiungere a quella, nei limiti del possibile, che è la verità fattuale, non solo processuale. Certo. Quindi mandare un innocente in carcere non è un obiettivo del pubblico ministero. Di contro, pur nel rispetto delle regole che sottostanno al processo penale, il difensore ha un obbligo deontologico di agire nell'interesse del suo assistito, e quindi se ci sono prove contro il suo cliente è chiaro che un avvocato non può, violerebbe il suo mandato deontologico. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, separando le carriere si creerebbe un corpo ancora più potente di quello di adesso, di soli pubblici ministeri, che avrebbero un univoco obiettivo, quello di perseguire reati senza porsi la preoccupazione di cercare prove a favore dell'indagato o dell'imputato. Veramente diventerebbe a quel punto l'avvocato della polizia, come sosteneva qualcuno qualche anno fa, e l'anticamera, l'ulteriore passaggio per questa fase sarebbe eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale, che è un cardine del nostro ordinamento, che è una garanzia di indipendenza e di uguaglianza per i cittadini. Questo però è del tutto ipotetico, perché per ora non è all'ordine del giorno. Non è all'ordine del giorno. Così come il ministro mi permetta, Nordio, è sempre escluso che i PM con la separazione della carriera possano passare sotto il controllo del Ministero della Giustizia. Questo è quello che si dice allo stato attuale. Esplicitamente. Sì. Però alla Camera. Il futuro non si può prevedere. In Francia, dove c'è ancora il giudice istruttore, il pubblico ministero dipende dall'esecutivo, vi sono vari altri esempi di ordinamenti in questo modo, e in cui comunque in qualche forma c'è un passaggio dal giudicante al requirente o viceversa. Poi, se posso fare un esempio diciamo storico, i migliori magistrati che nella mia vita professionale io ho incontrato, potrei fare nomi e cognomi, sono grandissimi colleghi che nella loro carriera hanno svolto funzioni sia giudicanti che requirenti, addirittura giudicanti nel civile. Questo è stato sempre un elemento di connotazione della magistratura italiana, che per carità avrà anche delle colpe, ma non tali da determinare questi effetti, che non sono annunciati, per carità, però sono prevedibili. Voi temete. L'ultima cosa, dottore, per quanto riguarda invece la situazione della magistratura, a che punto siamo per organici, processo telematico, tutta la struttura di cui avete gli bisogno? Organici, diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni sono stati effettuati un certo numero di concorsi, per cui già entro la fine di quest'anno, tra la fine dello scorso anno e entro quest'anno, entreranno in servizio circa 1500 nuovi giovani colleghi, e questo dovrebbe, diciamo, rimbinguare le forze nell'intero paese. Certo, nell'intero paese. E il processo telematico è stato avviato, c'è una qualche difficoltà tecnica, ma mi rendo conto che è il futuro, e quindi piano piano si cercherà di superare anche queste difficoltà. Bene, la ringraziamo molto, Grazie, le auguriamo buon lavoro. Grazie. Il procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Ignazio Fonso. Abbiamo affrontato questioni locali della nostra regione, ma anche i temi di cui si dibatte a livello nazionale. Adesso facciamo una pausa e poi entreremo in atmosfera dei festeggiamenti per Sant'Agata a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia.
insieme in diretta a Buongiorno Sicilia. Lunedì prossimo, il 3 febbraio, inizieranno ufficialmente le celebrazioni per la Santa Patrona di Catania. Vogliamo sentire alcune anticipazioni dalla persona giusta, il parroco della Basilica della Cattedrale di Catania, Monsignor Barbaro Scionti, che è collegato con noi. Eccolo qua, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, prima domanda è: quest'anno sarà una festa nel segno del Giubileo. Che caratteristiche avrà? Le caratteristiche che il Giubileo ci chiede, quello di guardare a Sant'Agata come segno di speranza. Guardare a Sant'Agata come segno di speranza è anche invito a vivere la libertà, guardando a Gesù Cristo, che è Salvatore del mondo, che è Salvatore dell'uomo. Una festa anche all'insegna della riconciliazione e del perdono. Molto, molto bello questa ispirazione, ma andiamo a vedere un po' insieme con lei un programma che i catanesi e chi frequenta Catania conosce molto bene. Allora, da lunedì ci saranno le prime sante messe nella cappella di Sant'Agata e poi è così. Quelli sono i giorni clou della festa. Intanto questa settimana è una settimana importante perché ci introduce alla celebrazione e mercoledì sera, giorno 29, proprio alla vigilia dell'inizio del Trituo, l'Arcivescovo presiederà una bella esperienza che abbiamo iniziato lo scorso anno, un pellegrinaggio nei luoghi del martirio di Sant'Agata. E quindi mercoledì siamo davvero tutti invitati, e per me questa è una bella occasione per rinnovare e rilanciare l'invito, alle ore 19:30 dalla Sant'Agata alla Vetere, dove inizieremo con un momento così di accoglienza, e poi in pellegrinaggio a Sant'Agata al Carcere, a Sant'Agata alla Fornace, fino alla Cattedrale. Questo sarà il modo per prepararci a vivere anche l'esperienza giubilare personale, perché vivere il Giubileo significa anche compiere un pellegrinaggio, vivere un gesto di carità e poi confessarsi, pregare secondo le intenzioni del Papa e infine la celebrazione dell'Eucaristia e la comunione eucaristica. Monsignor Scionti, poi come si proseguirà con... Poi si proseguirà con il Triduo, che avrà come sempre i 3 momenti. Il primo giorno, giorno 30, dedicato al mattino ai militari, alle forze dell'ordine, e sarà un'occasione per dire anticipatamente il nostro grazie, la nostra gratitudine profonda per i servizi che sono resi a tutta la cittadinanza nel tempo della festa di Sant'Agata. Poi al pomeriggio del 30, quella che è ormai una bella consuetudine, la messa per le donne operate al seno. Lì saremo davvero attorno a tante donne, la cattedrale, mi permetta di dire, purtroppo gremita di tante donne sofferenti e ammalate. Purtroppo, perché ancora una volta chiederemo a Sant'Agata il dono della salute per tante donne, ma chiederemo anche a Sant'Agata il dono che la scienza possa davvero, attraverso l'intelligenza, gli studi di chi deve far questo, di chi è chiamato a questo, possa davvero aiutare a debellare. Il secondo giorno del Triduo sarà invece dedicato ad un'altra attenzione delicata del nostro tempo, le donne vittime di violenza, e sarà una celebrazione con e per le donne vittime di violenza. Anche questo sarà un momento particolarmente intenso. L'ultimo giorno lo vivremo con, come gratitudine per la carità che si è realizzata con la colletta che alcuni mesi or sono ha visto nei nostri supermercati tanti volontari del banco alimentare mettersi al lavoro e all'opera per accogliere tanti beni di prima necessità per le persone più indigenti. Ecco, questi saranno i 3 giorni del Triduo solenne che ci introdurranno poi al 3 febbraio. Ma prima del 3 febbraio c'è una domenica quest'anno, il 2 febbraio, che è la festa della Candelora, la festa attraverso la quale guarderemo a Cristo luce del mondo 40 giorni dopo il Natale. E quella candela che ognuno
nelle proprie comunità riceverà e accenderà durante la celebrazione per guardare a Cristo luce, come dicevo prima, diventerà poi l'indomani, il 3 febbraio, l'oggetto, la cera, la candela, da consegnare a Sant'Agata, quella che è una processione. Mi permetta di sottolineare questo aspetto, perché purtroppo c'è un tentativo quasi di trasformare questa processione di offerta in una sorta di sfilata, mi permetta anche la battuta un po' pungente, quasi carnascialesca. Ecco. In realtà nasce come processione di offerta e la cera è un segno importante per noi cristiani. La cera che si consuma è la nostra vita che si consuma al servizio, che si consuma nell'amore, come Cristo sulla croce si è consumato per donarsi e per spendersi. Così anche noi cristiani ci consumiamo, e la luce che produce la candela, così come le cose belle e buone che noi possiamo produrre, sono frutto del nostro consumarci, del nostro spenderci, del nostro donarci, del nostro impegnarci nel mondo nel quale noi ci ritroviamo. E poi finalmente la mattina del 4 febbraio sarà il momento dell'incontro. Certamente la parentesi serale molto bella dei fuochi d'artificio e degli inni in onore di Sant'Agata in Piazza Duomo la sera del 3, che ci aiuteranno a prepararci davvero al momento dell'incontro con Sant'Agata. Alla mattina del 4 febbraio alle 5:15, a Dio piacendo, con puntualità apriremo le porte del Sacello e insieme al capomastro che procederà a questa apertura, Sant'Agata e le sue reliquie saranno in mezzo alla gente. La messa dell'Aurora, che sarà la messa del giubileo dei devoti di Sant'Agata. E qui mi piace fare un appello a quanti vivono la devozione con intensità, che quella celebrazione possa essere veramente celebrazione di riconciliazione e di perdono, e che a partire da quella celebrazione si possa ritrovare una rinnovata riconciliazione, un rinnovato perdono, non solo con Dio ma anche con le persone che ci stanno intorno. Il senso del giubileo è questo, è la remissione della pena che il Signore ci dà, e questa remissione di pena deve essere anche una remissione fatta da parte nostra nei confronti di quanti ci stanno intorno. Siamo perdonati e vogliamo perdonare. E il 4 febbraio inizierà poi quel momento di incontro solenne, continuo, e che ci vedrà per le strade tutti insieme a guardare Sant'Agata. Insieme a guardare Sant'Agata, e da buoni cristiani, cioè da battezzati, insieme con Agata a guardare a colui che è il Salvatore del mondo, a quel Dio forte, Salvatore, che intende prendersi cura di noi e al quale vogliamo riconsegnare tutta la nostra vita. Poi sarà la mattina del 5 febbraio il solenne pontificale, che quest'anno sarà presieduto dal cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Lo avremo ospite qui in mezzo a noi e sarà certamente una gioia grande vivere quell'esperienza eucaristica con tantissimi vescovi di Sicilia, anche tante personalità della politica, della cultura, della gestione amministrativa della nostra città, e ci ritroveremo, della nostra città e non solo, e ci ritroveremo per questa celebrazione che poi darà nel pomeriggio l'avvio alla processione, quella conclusiva, quella interna, quella che dal punto di vista chilometrico è più breve, ma in realtà poi diventa davvero molto lunga per la nutrita partecipazione di fedeli. E poi finalmente il rientro in cattedrale, e poi l'appendice dell'ottavario fino al giorno dell'ottava, che è il giorno del saluto a Sant'Agata, quando vorremmo raccogliere il frutto di quanto in questi giorni di festa può esserci donato. Io credo che alla fine l'albero buono si riconosce dal frutto. In questi giorni di festa dobbiamo coltivarlo bene, questo albero che siamo noi, perché poi il frutto si vedrà a partire dal 13 febbraio.
Bene, grazie a Monsignor Sciolti, parroco della Basilica Cattedrale di Catania, per averci illustrato non soltanto il programma ma anche il senso profondo delle manifestazioni che ci aspettano per celebrare la patrona di Catania, Sant'Agata. Grazie mille, buon lavoro e adesso Grazie. noi facciamo... Buona giornata e buona festa di Sant'Agata a tutti voi. Grazie, la ringraziamo molto, noi facciamo una breve pausa. Tra poco torneremo a parlare di quella che è la giornata di oggi, la giornata della memoria. 80 anni fa veniva liberato, diciamo, il campo di sterminio di Auschwitz. Stasera a Catania ci sarà uno spettacolo molto bello, molto importante, e noi avremo il regista Alfredo Lopiero fra pochissimo, mentre questa mattina da Cicatena ci sarà una manifestazione istituzionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, lo studio si è riempito, come vedete, da attori, registi, protagonisti e anche scrittori. Allora, eccoci qua, c'è con noi Alfredo Lopiero, che è il regista dello spettacolo che andrà in onda questa sera a Via Caronda 316, La fine non arriva mai, in ricordo della giornata della memoria, in ricordo della Shoah. Questo spettacolo è tratto da questo libro che io ho qui, La fine non arriva mai, la cui autrice è Marilina Giaquinta, che è qui. Benvenuta anche a lei, l'editore è Algra. Alle tue spalle chi ci sono, Alfredo? Buongiorno a tutti, alle mie spalle, alle nostre spalle troviamo parte della compagnia. Questo è stato uno spettacolo, ed è uno spettacolo che ha riunito l'Italia, sembrerà strano, abbiamo Rossella Guarneri da Palermo, abbiamo Laura Cozza che arriva da Torino, di origine sarde, Alessandro Falco, mio assistente alla regia, anche lui da Torino, Marco Sciarpa, l'autore di questa bellissima mostra pittorica che accompagnerà lo spettacolo, e da Roma direttamente Domenico Maugeri. E poi ci sono anche i giovani, gli studenti della scuola, è vero? Abbiamo anche tra gli interpreti ragazzi strepitosi, Cleofe, Allegra, Giorgio, Rubens e anche tanti figuranti, migranti, una compagnia tosta, questo lo devo ovviamente al testo impegnativo di Marilina. Ecco, parliamo di questo, è un breve ma intenso, perché Marilina Giaquinta, La fine non arriva mai, mette in connessione la tragedia della Shoah, 6 milioni di ebrei sterminati dai nazisti nei campi di concentramento, a un fenomeno che purtroppo stiamo vivendo ancora, anche in questi giorni, cioè di ieri la notizia di quei profughi che sono naufragati e ci sono stati 2 morti, compreso un bambino. Perché questa connessione, questo collegamento? Perché nel libro io parlo intanto racconto dei fatti veri, cioè ho inserito la mia creatività, ma tutto ciò che racconto sono fatti veri. E i primi tratti anche dalla mia esperienza, perché io ho diretto i servizi di ordine pubblico in occasione dell'arrivo delle navi che avevano salvato i migranti al largo delle coste libiche. E quindi molte cose che racconto mi sono state raccontate riferite in modo diretto dai migranti. E poi perché ci ho trovato, allora, nell'estate del 2019 io per via di un trasloco sono venuta a contatto con dei documenti storici di mio padre, da cui tutto ciò che riguardava la sua detenzione in un lager nazista. E quindi la placca, addirittura le banconote che si usavano all'interno dello Stalag come mezzo di scambio, anche se poi valevano meno delle sigarette. Da lì è nata questa mia... Intanto ho cominciato a ricostruire investigativamente il viaggio che ha fatto mio padre dal momento in cui è stato catturato al momento in cui è stato portato in questo Stalag. Cioè voglio precisare una cosa, che i prigionieri di guerra non erano riconosciuti prigionieri di guerra, ma venivano chiamati dai nazisti IMI,
perché se li avessero Che vuol riconosciuti... dire? Militari italiani internati. Questo che significa? Serie B. No, nel senso che se li avessero riconosciuti prigionieri di guerra avrebbero dovuto applicare la Convenzione di Ginevra e quindi fare entrare la Croce Rossa, dare nutrimento, dare vestiti, eccetera. Certo. Poi però, Alfredo, entra in scena la situazione di Carola Rackete, comandante di una nave ONG che tutti noi conosciamo e che aveva salvato dei naufraghi migranti. Sì, nel libro ovviamente non diamo, ma è facilmente immaginabile, è un fatto di cronaca del 2019 e quindi c'è questa drammaturgia parallela tra il dramma vissuto appunto con il caso di Carola Rackete e il dramma ovviamente dello sterminio ebraico. Insieme hanno un comune denominatore, la cattiveria umana, e quindi è stata bravissima Marilina a raccontarla, e quando io ebbi finito la lettura del libro, la stessa notte del 24 novembre, lo ricordo ancora, chiamai a Marilina nelle prime ore del mattino dicendo: questo è uno spettacolo necessario come necessario è stato il suo libro, e da allora non abbiamo finito di lavorare, io e tutta la compagnia dietro. Continuo a salutare gli attori e le attrici della compagnia che poverini stanno lì in piedi, però ci fa piacere averli in studio. Li avremo questa sera protagonisti della Fine non arriva mai alle 21 in via Caronda 316 a Catania. Marilina, mi permetta di chiamarla per nome, non è un po' pessimista dire che la fine non arriva mai, che la cattiveria umana è insormontabile, è invincibile? Sì, io non la vedo da un punto di vista del pessimismo, io la vedo da un punto di vista del fatto che ci stiamo troppo abituando all'orrore, e l'abitudine all'orrore non ce lo fa riconoscere. E allora il titolo vuole dire proprio questo: attenzione, non crediamo che certi fatti che ci hanno riguardato sia nella storia, sia che hanno riguardato paesi che ci sembrano lontani, ma che non sono lontani, perché il mondo è globale. Non fanno parte di una situazione che è definita, che è già stata definita, e non possono ripresentarsi in futuro. Ecco perché la fine non arriva mai. Ecco qua la locandina dello spettacolo di questa sera a Catania, che sarà di scena ancora altri giorni dopo. Sì, 27 e 28, sino al 30 è la programmazione. Noi abbiamo un sold out già per le serate del 27 e il 28, quindi vi aspettiamo in ogni caso nelle prossime serate. È uno spettacolo multimediale, che ormai usa a dire così, ma che vuol dire poi? Multimediale, che vengono impiegate più espressioni d'arte per raccontare il dramma, quindi ci avvaliamo di cinema, ci avvaliamo di pittura, ci avvaliamo di teatro, di fotografia, insomma da non perdere. Molto bello, naturalmente è perfetto, adatto. Ricordo che la manifestazione istituzionale del Giorno della Memoria dalle parti di Catania si svolgerà in mattinata ad Aci Catena, e noi la trasmetteremo nel corso del nostro telegiornale più tardi, mentre questa sera andrà in scena alle 21 in via Caronda 316 La fine non arriva mai. Regia è lui, Alfredo Lopiero, l'autrice del libro da cui è tratto è Marilina Giaquinta, che è qua. Grazie ancora agli attori che vedremo questa sera sul palcoscenico. Ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso è il momento del nostro almanacco. Oggi, 27 gennaio, è la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ribadisce che l'Olocausto, che provocò l'uccisione di 1/3 del popolo ebraico e di innumerevoli membri di altre minoranze, sarà per sempre un monito per tutti i popoli sui pericoli causati dall'odio, dal fanatismo, dal razzismo e dal pregiudizio. Eventi speciali, proiezioni audiovisive, preparazione di contributi accademici e materiali informativi, collaborazioni con organizzazioni intergovernative e altre iniziative per diffondere la consapevolezza e ricordare le gravi minacce rappresentate dal genocidio e dai crimini contro l'umanità. Ma come definireste il suono? Si tratta di una perturbazione dell'aria che esce da una sorgente sotto forma di onda.
Il segnale audio prodotto dal microfono, ad esempio, è dato da una corrente elettrica che varia in corrispondenza delle variazioni di pressione dell'onda sonora. Ed è per questo che all'interno del microfono, ma anche all'interno del nostro orecchio, è presente una sottile membrana che vibra quando è investita dalle onde sonore. Questo movimento crea il segnale elettrico. Siamo tornati in diretta con un nuovo ospite, Mirko Albano, che è direttore di Sicilesco. Che cos'è Sicilesco? Buongiorno a lei, benvenuto. Grazie a voi per l'invito. Sicilesco è un'associazione di imprese, un'associazione di Energy Service Company, appunto l'ESCO. Energy Service Company, parole già difficili, però che ci fanno capire che sono delle società che forniscono che cosa? Si occupano di servizi energetici, sono state abilitate da una direttiva europea e la Sicilia ha voluto riunirsi in un'associazione, le imprese siciliane hanno voluto creare questa Sicilesco già nel 2017 soprattutto per diffondere queste nuove attività che poi alla fine sono diventate urgenti e cogenti un po' in tutto il mondo, ma già dal 2017 Sicilesco se ne occupa, io ho l'onore di dirigere questa associazione da allora. Ho letto che ci sono addirittura 300 comuni siciliani che in qualche modo aderiscono a questa proposta, a questa iniziativa, allo scopo di ridurre che cosa? I consumi energetici? Sostanzialmente sì, abbiamo un obiettivo, tanti stati del mondo appunto riuniti al protocollo di Kyoto, poi le direttive europee e quant'altro, scendendo giù di scala fino ad arrivare in Sicilia, dei 391 comuni, quasi tutti ormai hanno aderito. 391? Sì, sono i comuni siciliani, quasi tutti, penso 360 se non ricordo male, hanno aderito al PAESC, che è il piano di azione di energia sostenibile per l'adattamento climatico, l'abbattimento appunto dei consumi energetici. Le ESCO sono quelle società che offrono i servizi energetici utili ai comuni a realizzare quegli interventi di efficienza energetica. Proprio perché insomma si accollano il rischio operativo sia della progettazione, della realizzazione, ma anche della gestione di tutti questi interventi per la pluriennalità. Mi permetta di fare una piccola marcia indietro per chi non è aggiornatissimo su questi temi e che invece ne sente frequentemente parlare. Ci aiuti a capire un po' meglio cosa significa transizione energetica e cosa significa efficientamento energetico, che è poi un po' quello che fate voi. Inverto l'ordine con cui mi ha posto la domanda per un discorso di comprensione. L'efficientamento energetico è appunto ridurre tutti gli sprechi, un po' come se fossero gli sprechi di cui si parlava prima nella rassegna stampa, idrici, no? Come se ci fosse un tubo d'acqua, una condotta idrica che perde un po' da tutti i lati, un po' immaginiamoci di fare questo perché salto. Ci sono questi sprechi? Sì, esattamente, ci sono tantissimi sprechi, per esempio nella pubblica illuminazione, no? Tantissimi comuni hanno degli impianti di pubblica illuminazione fatiscenti e oltre ad essere tantissimo pericolosi per i cittadini perché ci sono delle dispersioni elettriche, di pochi giorni fa questa terribile inondazione che c'è stata 2 settimane fa nella costa ionica, sono caduti non so quanti pali, che oltre, quindi c'è un problema di staticità delle infrastrutture. Quindi oltre a fare, prima si fa un'efficienza energetica, no? Dagli impianti termici, dagli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti di tutti i tipi che consumano energia elettrica, energia termica da gas, o addirittura ci sono tantissime scuole ancora edifici che vanno a gasolio, con le caldaie a gasolio. Da lì si passa alla transizione energetica, quindi questo è un grande tema, perché poi è anche controverso. Sì, fare una transizione, spostare l'energia, l'energia termica o l'energia elettrica proveniente dalla rete
fare transizione verso le energie rinnovabili. Quindi questo è il grande tema. Ci fa un esempio concreto? Una scuola che prima aveva una caldaia a gasolio, si sostituisce la caldaia con una pompa di calore, per esempio elettrica, e si mette sul tetto un impianto fotovoltaico che riesce in qualche modo a sostenere la spesa energetica abbattendola, quasi azzerandola. E voi cosa fate in queste operazioni? Le ESCO, le Energy Service Company, sono quelle società che vanno in una scuola che ha una spesa storica di 100.000 euro l'anno, sto facendo un'ipotesi, dice: guarda, io al posto di spendere 100.000 euro l'anno tu me ne dai 90 a me, io faccio tutto l'investimento, ti gestisco l'impianto per un tot di anni che mi servono a recuperare l'investimento e a gestirti, a manutenerti l'impianto in corretta esecuzione. Questo significa che, se non ho capito male, collaborazione tra pubblico e privato? Assolutamente sì, il partenariato pubblico-privato è un istituto regolato dal codice dei contratti del nostro governo, che con l'ultimo codice dei contratti del 2026 è stato addirittura incentrato un po' tutta la materia dell'efficienza energetica e degli appalti con gestione. Bene, il finanziamento tramite terzi fa parte di questo? È la stessa famiglia. Una cosa che mi piace ricordare è che la programmazione europea, i tantissimi soldi che la Comunità Europea ci chiede di impegnarci a investire, hanno dato una linea molto netta dando priorità al partenariato pubblico-privato, proprio perché in questo modo si moltiplica la spesa, perché il privato cofinanzia l'intervento, quindi lo può cofinanziare in una percentuale X, quindi se la regione siciliana ha messo per le scuole 100 milioni di euro, se ci sono le ESCO diventano 200, perché per esempio le cofinanzia al 50%, quindi certo. Sto facendo un esempio di numeri. Quali sono i comuni che aderiscono a questa affascinante prospettiva che lei ci sono tantissimi. Sono più quelli piccoli o sono le grandi città? È più facile nei comuni piccoli, in quanto è più semplice che un'amministrazione possa essere sensibile e possa essere operativa. Una città come Catania, come Palermo, come Messina, che devo dire che tra le città grandi Messina è quella che ha avuto più spinta, propulsione verso questa attività di efficientamento e transizione, lo vediamo negli autobus elettrici, anche lo vediamo nelle infrastrutture in generale, è molto più facile farlo nei piccoli centri. Certo, anche perché poi le dimensioni sono più contenute, no? Sì, è più semplice da progettare, è più semplice da realizzare, ma poi è anche più semplice da gestire. Questo non significa che non si deve fare, è chiaro che bisogna avere 100 comuni per fare lo stesso risultato di Catania, per esempio, no? Quindi sarebbe molto più utile farlo nelle grandi città, però sappiamo pure che l'obiettivo è molto più difficile. Assolutamente sì. Guardando le altre città d'Italia, tante stanno facendo. Chi è che già è riuscito? Per esempio Torino o Milano sono le città che in questo momento in Italia stanno dettando leggi. Come al solito. Come al solito. Mi stava per scappare mannaggia, ma non lo posso dire. Va bene, ringraziamo molto Mirko Albano, che è direttore di Sicilesco, e le auguriamo soprattutto buon lavoro per le bellissime prospettive che ci ha presentato. Noi adesso facciamo una breve pausa e tra poco avremo ancora notizie dai quotidiani, se il nostro Luca è già pronto, stiamo per cominciare. E intanto io le volevo chiedere questo: Catania quale priorità ha dal punto di vista energetico? Catania, penso che, conoscendo un po' l'attività, perché io ho una mia società di ingegneria e quindi conosco un po' le attività che svolgono i comuni, sono leggi manageri di tanti comuni. Catania con la nuova amministrazione si sta proiettando verso intanto la corretta gestione degli istituti scolastici, che è un tema importante. Tante scuole non hanno riscaldamenti, non hanno raffrescamento, si sono impegnati in maniera... anch'io girando per le scuole. Sì, devo dire che questa amministrazione sta facendo un grande sforzo, non so quali sono le prerogative e gli obiettivi, però auguro a loro di riuscirci nel più breve tempo possibile. E in questo caso anche lì, cioè l'amministrazione scolastica collabora? Sì, perché i locali sono del comune in genere, no? Della città metropolitana. Giusto. Quindi le ESCO in quel modo possono essere in qualche modo partecipi ad attivare subito i processi. Quindi... Perfetto. Grazie a Mirko Albano ancora, direttore di Sicilesco. Abbiamo adesso un'occhiatina
per i giornali. Abbiamo il tempo, vero Luca? Sì, come no. Beh, certo, abbiamo una pagina, diciamo, che è curiosa, perché nei giorni scorsi si è parlato di un gioco da tavolo che è una sorta di risico tra, diciamo, poteri mafiosi, no? Quindi insomma nasce in Germania, dove non sono, diciamo, sono abbastanza noti per accostare, diciamo, spesso il nome della mafia ai ristoranti. Questa volta l'hanno accostato a un gioco da tavolo, la famiglia si chiama, la famiglia, gioco da tavolo sulla guerra tra clan, vedete, da questo tipo qua, che si chiama Maximilian Maria Thiel, ideatore appunto della famiglia, gioco da tavolo, guerra tra clan degli anni '80. Allora questo hanno detto: scusa, ma non è normale che uno crei un gioco, fai un altro tipo di ambientazione, no? E lui dice: ma che dite? Nel mio gioco da tavolo, guarda la giustificazione, i mafiosi si sparano tra di loro, come a giustificarli in qualche modo, no? Alla fine dice: vabbè dai, tanto si sparano tra di loro. Purtroppo non sparano tra di loro. Purtroppo, insomma, non sparano tra di loro, e la mafia è una cosa seria, tu lo ricordi sempre, mi associo io, insomma, a questo tuo monito. Poi la politica, e chiudiamo così, guarda, ti ricordi che negli ultimi anni si è sempre associato, no, la figura del leader di partito al capo. Allora, siccome adesso poi aumenta l'astensione alle urne e gli elettori sono disaffezionati appunto dalla politica, allora perché? Perché appunto la figura del capo è tramontata. Gli elettori adesso vogliono un'altra politica, insomma, questo lo diciamo anche da qui, da Buongiorno Sicilia. Quindi via il capo, adesso ci vuole la politica collegiale, un po' come avveniva negli anni '80, no? Che poi furono gli anni del boom economico dell'Italia. Grazie a Luca Ciliberti anche per queste ultime spigolature dei quotidiani. Siamo in chiusura, vi ricordo che il 27 gennaio come oggi, nel 1996, nasceva a Roma il cantante Niccolò Morriconi, alias Ultimo. Ascoltiamo I tuoi particolari, il brano che è stato presentato in anteprima sul palco dell'Ariston in un'occasione del Festival di Sanremo del 2019, che ha fatto conquistare al giovane cantautore il secondo posto poi sul podio del Bing. I tuoi particolari, grazie per essere stati con noi, a domani, buongiorno Sicilia.